Gianna Nannini con Indimenticabile. Allora, anche questa settimana abbiamo la finestra sulla regione, in collegamento con noi il presidente Luca Zaia. Buongiorno presidente, benvenuto. Buongiorno e grazie per l'ospitalità, buongiorno a tutti. Ecco, io invito gli ascoltatori che volessero farle delle domande in diretta, noi le leggiamo così come arrivano. Scrivete via SMS o via WhatsApp al 393 73 66 170, adesso ovviamente, perché se arrivano fra 5 minuti non siamo più collegati. Allora, io direi che oggi c'è un argomento molto bello di cui parliamo, ne parlavamo anche nei nostri GR, ne stanno parlando un po' tutti gli amici. Da oggi parte un'iniziativa bellissima che è l'SMS solidale per i comuni, le popolazioni colpite dal tornado dell'8 luglio. C'è stata poca attenzione a livello nazionale, ma moltissima attenzione a livello locale in questo senso, e si sta cercando, no, di fare il tutto per far arrivare questi soldini il prima possibile. Come funziona? Come si fa? Chi può farlo? Intanto ringraziamo tutti i volontari che stanno lavorando, l'hanno lavorato per una miriade di manifestazioni che tutta Italia dovrebbe imparare dai veni. Allora, io l'avevo promessa questa operazione e sono riuscito a realizzarla, ci ho messo più di un mese per le scartocce romane, ma si fa. Il numero è 45-500. Aspetti che è andata via la linea. 45-500 il numero da fare. 45-500, 45-500, dovremmo dire all'infinito. si fa un SMS, si donano 2 euro. Se non hai il telefonino, fai questo numero dal telefono fisso di casa e ti viene ovviamente attribuita una spesa di 2 euro. E sarà possibile per i prossimi 6 giorni, che ci permette, io spero, di raccogliere un bel po' di risorse per la Riviera del Brenta e per chi ha avuto appunto calamità. Quindi anche senza scomodarci da casa propria, ognuno da dovunque sia in questo momento, vi costa poco, vi costa 2 euro, 45-500 il numero da fare, via SMS con ogni gestore dei telefonini, oppure dai telefoni fissi una chiamata a quel numero lì e avete donato insomma il vostro. Certo. Fatene anche più di una se volete, ecco, l'invito è quello insomma. C'era stata un po' di polemica, presidente, in questo senso, perché qualcuno diceva sì, ma lì ci sono dei costi di gestione, però è tutto certificato, arriva tutto dove deve arrivare, no, c'è controllo. Non tiriamo fuori ste fandogne che poi rischia anche un po' per tutti noi di diventare l'alibi per non donare, no? Darei soldi all'Africa, ma poi se li mangia qualcuno. Vabbè, ok, se li mangia qualcuno avete ragione di incattarli, magari andate a cercare il prete del vostro paese, un missionario, che almeno abbiamo uno per paese, o magari qualche ragazzo che lavora in un'organizzazione non governativa, dategli in mano questi soldi e va a comprare un po' di alimenti quando sarei lì in Africa. Cioè, penso che se si vogliono le soluzioni dirette del finanziamento per fare una donazione si trovano sempre. Quelle delle calamità, su quelle garantisco io, come ho fatto per l'alluvione, con serietà, e soprattutto perché ho sempre presentato una contabilità ufficiale in maniera tale che tutti sappiano che cose si sono andate a ristrutturare o a realizzare. Quindi tutto sotto controllo come sempre, poi certo, man mano che va avanti l'operazione con la massima trasparenza. 45-500 il numero, lo ripetiamo, per donare 2 euro via SMS dai telefonini o con chiamata da telefono fisso, che andranno ai comuni colpiti dal tornado dell'8 luglio. Un aiuto in più perché questi soldi dallo Stato, lo dicevano anche i sindaci che abbiamo incontrato la settimana scorsa e che poi rincontreremo, ancora non si sono visti, eppure servono. No. Abbiamo avuto un morto, 92 feriti, 300 abitazioni devastate, delle quali almeno 100 da demolire, 300 auto da rottamare, 100 milioni di euro di danni, 6 milioni li ha messi la Regione e ha fatto fondo a tutte le riserve che aveva. 2 milioni li ha messi il governo, per cui penso che sia la dimostrazione della totale assenza del governo. Cioè, io dico, se questa non è una catastrofe, quella del tornado, qualcuno mi dovrebbe spiegare che catastrofi dobbiamo avere per avere non un aiuto, ma avere i nostri soldi e le nostre tasse che restino qui.